Eventualmente 2 porzioni per la... no? Può È essere. 1 chilo. Sì, dai. Sì, no, non so se il guanciale basta, però sì. Penso di sì. Cioè, Io gli dico, qualche... se vogliono... Allora, sicuramente pasta e uova ce ne sono. Guanciale forse sarebbe da prenderne altro, casomai. Sì, dai, devi di sì. In qualche modo si fa. Facciamo che io acquisto. Strano. Mettiamolo un po' più in mezzo al campo. Brava Ciccio! Tre a 1. Brava Giulia!
Cambio campo 4-3. Si giuri. 4 pari. Bella palla. 5-4. Finito. Andata? Finito, ho vinto la seconda. Molto tirata. Sì. Ho vinto 2-1, 15-13 al tiebreak, però è stata... Tosta, ma anche oggi c'è abbastanza vento un po'... che non so voi, ma noi non siamo tanto abituati. Noi non stiamo giocando bene. Ecco, vedi. Qua le ragazze sono brave? Fatica... Ma sono venute? Sì, siamo del point di fatto. Ah, del point di Sì, siamo tutti del point, solo che col fatto che al point non fanno le tappe FIPAV, abbiamo trovato, cioè il Monte ci dava la possibilità di tesserarci FIPAV e fare il campionato, e allora siamo noi, loro, e ci sono altre 3-4 coppie. Sì, ho visto ci sono 2 ragazzi, uno pelato, no? Ma vabbè, ci mettiamo dopo allora. Yes. Ciao ciao, buona serata. Gran palla, Giulia! Quanto siete, Ciccio? 7-5. 7. Mamma mia! Che bella mano, Giulia!
Avete finito adesso? Tu fai storia, io faccio spam. Guarda, tu per rifletti. Allora, come che in allenamento mi vengono. Questo è il momento di Ciccio 11-0 per le Montine. E 12-10. Yes. Sono montati a comprare. Brava Ciccio! Dai raga! Era l'ultimo torneo con l'aria libera. Guarda che arriva qualcuno di più. Vieni nel nostro blog.
Sì, Ciccio! Dovrebbe essere 17-14. Sì, Ciccio, che palla! Forte! Diciannove 16. Siete 19 16. Poi 19 16. Ho iniziato a darmi un po' fastidio la caviglia con quello che mi sono scorricato in alto. Lo sento un po' rigido. Ciccio! 21-17. Vinto il primo set. Brave Montine. E la spalla mi fa male quando tiro, se non tiro. Cioè, tipo adesso che sono appoggiato così un po' da fastidio. Poi prima mi fa. E là? Come stai? Non lo so. Bene. Vai. Sì. Ciao. Almeno sto giro ci possiamo rivedere. Non avevo neanche il tempo per mettere le braccia per palleggiare. Che di là salta il tiro al muro e dopo il palletto al muro.
Ciccio sta disegnando il campo. Ciccio. 4-3, cambio campo. Portare dei conti a casa, dare qualcosa che possiamo dare. Non è visto che Bella battuta Ciccio. pesante. Vamos! 5-3. Bella palla. Eccola, eccola. Forte Giulia! Spacca tutto Giulia! Sto venendo qua. Grazie raga. Farci i punti comunque.
per dire, sulla diretta non ci sono iscritti. Mamma mia, che forte il Giuli! Infatti ogni tanto dico i punti così, a parte che ci sono 5 persone. Sì, cioè li abbiamo guardati che giocavano in contemporanea. E 2-1 contro quelli con cui erano perso stamattina. Mamma mia, Lecce. Però non erano. Cioè, guardate, uno altone e uno pallettaro. Poi suo marito spacca perché siamo arrivati alla conclusione che batteranno sull'altone più scordinato e se fa la partita della vita perdono, se lui azzecca un paio di punti, fa un po' in sclero, se la gioca. E poi invece c'era. Abbiamo quella più facile. Sì, sì. Ma il signore ragazzo che era là a guardare, un po' molesto. Quello che era disteso proprio dietro l'arbitro. Sì, sì. Sicuramente molto. Sì. No. Non è mai stato tutto. Vabbè, ma quello non è un problema, però. No, niente, ha provato un po' ad attaccare Bottone a parlare, è stato anche simpatico, tranquillo. E poi però faceva queste chiamate al telefono in cui diceva cose che decontestualizzate erano un po' fuorvianti, tipo oh no, si è fatta una bella ragazzina, adesso va in giro con i pantaloncini corti, un po' a vita bassa, un po' così. Soprattutto quanto era molesto là. Però è andato bene lui. Piacevate più voi palesemente. Mi sa che abbiamo ripreso. Faccio un salto a chiedere i punti, se no non riesco a seguire la partita. Vale? Fa chiedere i punti. Brava lei. Ancora sei, Cici? Andiamo. Non gliel'ho mai visto fare questo. Sei uno spigolo o un bello spigolo? Il primo l'hanno vinto le mosse. Tempo tecnico 11-10 sotto. Sopra? Ah, sopra noi? Ah, 11-10 sopra noi. Ma passo dietro così non disturbiamo la camera. Sì, vedi? Abbiamo la diretta qua, Hai giocato già? Per oggi abbiamo dato. La prima... Sono ingranato la partita. Un po' disordinato.
Raga, vado a fallire. Ci vediamo con le Dai cose. Vai Giulia. Sono 13. 8 punti. 2-1. 12-11. 12-11. Ho paura che li abbia detti sbagliati anche a me. Non lo sanno neanche loro quanto sono perché sono ferme a parlare con gli arbitri per capire i punti. L'arbitro lo guarda. Punti? Sì. Hai raccontato l'esperienza nostra ginnastica? La squalifica per il giocatore... No, quella del ricambio di orario. Ah no. Io so quella del giocatore... Quella divertente extra. anche. Che ci sei? Vai che ci sei Giulia. Adesso pari. Tu pari? Se erano giusti. Era a sto giusto? Era punto. giusto? Sì, se lui me li aveva dati giusti, Per se me li aveva l'ho sbagliato, sbagliati. l'ha visto posso sbagliare. In teoria 12 pari. Bella palla! Che palleggino c'hai Ciccio? Eccola là! Sì, eccola là! Ciccio! Che le vuoi dire? 14-12. Mamma mia, forte! Sgranala! Che missili! Che missili! Forte e più forte. Ma ti ricordi quando battevo forte e arrivavo e arrivavo direttamente dalla partita? Belli quei tempi. Belli quei tempi. Voglio andarmi a rivedere Cambio 5-3. 3-5. 3-5. Cambio campo 13-15. Che c'è da là. Cioè da fuori si può vedere. Sì. Comunque rimane sulla pagina che andare sul destra del quello rosso.
perso i punti di 7 nuovo. 6. Più 1. Sempre per noi, No, per loro. 7 6. 17-16 per loro. Brava! 18-16. Vamos. Stai guardando il video, il caricamento con le braccia, l'ultimo passo dell'incorso, cioè veramente un sacco di novità. Io ho visto. E... 9 7. 9. No, 20-17. No, mi era cambiato campo. Sembrava fuori. Ma che scusa era poi? No, no, era Non hanno sull'angolo. appena cambiato campo, scusami. Ah, ho sbagliato battuta. Giusto. Perché hanno cambiato 17-18. Sì. Perso il secondo. Perso il secondo set 21-17. Si va al terzo. Se vuoi. Sì, ci sta. Ruba anche il cane nel frattempo. Poi il telefono in sotto mano. Partner in crime. Scrivi nel gruppo dei cosi Ah, dopo cena? Sì, cena. Sì. Magari ci raggiungono là o... Loro Però i maschi la vedo un po' colpita. Col fatto che comunque i commeditor avevano una precisione di un momento gestiscono più. Le battute delle femmine non sono capisco se battono effettivamente più volte che lei non si batte forse una somma delle corde sicuramente però per dire io e Ivan ci sono adesso parlo quando avevo la spalla con la mia battuta però altre battute però quando è il errore cioè nel senso comunque avevamo una bella battuta sicuramente diagonali. sì però anche diciamo che anche con delle battute se tu provi a spingere nel senso di darla nel senso tatticamente O hai qualcuno che batte più forte però no perché prima mi sono stato un po' loro
gli ace che fanno è perché sono ricco esterno e c'è la gli ace diretti difficile insomma. Scusa, sempre via ho visto che sa fare Anche la rete ha fatto una parte. Forza Tose, forza Tose! Oh! e dopo hanno perso vinto e poi hanno perso contro Zonca. Sì, Giulia! Si è rotto l'unghia. Anche tutti questi attacchi, cioè. Sembra che le femmine attaccano più dall'altro basso che Cioè di solito appunto. guarda. Sì, Ciccio! Sai cosa? Questa ragazza sta con io e quindi stai trovando ascoltavo io Ivan no una coppia però solo sei 4 voti qui 6-4 per le montine. Sì, anche bene. Quasi cooperativo da fare No, no. Forza Tose! Loro giocavano in dono. Che giocano solo a vincere. In realtà lei quest'anno andava tipo a allenarsi a Bassano. Lei era una banda. Chiara, a destra.
ma solo abbiamo fatto Ivan, le tappe complete. che anno è la Giulia? 4 la prima parte, la prima vita, seconda vita, il giorno del quarto dobbiamo andare. Ciccio! Una palla Ciccio! Tutto voluto, tutto voluto! Perché la semifinale e la terza invece non si fa. Noi abbiamo fatto 8-5, 9-5. devi essere posso già lo so pensare che la teoria del mondo però devi essere Forte! 10-5. però l'estate che erano per vedere finale poi arrivi là e l'arte ti dice dici questo regolamento dobbiamo farlo anche noi il regolamento e quindi anche dici sai che è scritto male in tanto fatto proprio scritto e essere regolare devi essere di solito non si presenti e tutta la gente per carità devi essere a livello più alto magari si è fatta al mare da 6 a metà dell'equivalente per esempio di tutte le livello lì però si vede palesemente che il resto della gente ha fatto qualcosa che non sembra molto facile per modo cioè anche si fanno con l'esaminatore non quelli che sono in telefono se non sanno mandarlo per averne come dite questo non c'è c'è una presa Dal fischio dell'altro. Gioca noi con Azzolini perché Azzolini gioca con certo non fa non gioca Quest'inverno Forte Giulia! stiamo ottenendo agli russi hanno fatto un campionato per società che giocava a fare piano verso il basso e gli altri tornei adesso ha detto ragazzi non passate perché perché già dall'estate scorso insieme ci fa stati insieme e alza fa l'estate più o meno perché se hanno fatto Vado io! c'era il momento però sì, già Eravamo super sopra. dopo 10-5 c'è stato il cambio. Saremo 12-7. Sì, Ciccio? Match point? Match point.
Nave Montine, vinto 15-10. entra una palla in campo, l'arbitro ferma, quell'altro ha calciato la palla che gli è arrivata dalla battuta.